Io ho sentito solo il tonfo e ho sentito un po' di gridare per la Giusto. pipì, per la pipì, per la pipì del cane. Era una pozzetta così, poteva essere la goccia della grondaia. È stata una reazione abbastanza pesante. Sì, secondo me sì. Prima il richiamo per un futile motivo, poi l'aggressione fisica ingiustificata quanto sorprendente. Vittima il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli mentre si trova a passeggio con le sue due cagnoline in via Cornarotta a Treviso. Una consuetudine questa prima di raggiungere gli studi televisivi di San Biagio di Callalta e iniziare la lunga giornata in redazione. Sono circa le 9 quando Baccialli viene raggiunto da un uomo in bici che si lamenta del fatto che una delle due cagnoline appena urinato sul muro della palazzina in cui abita. C'è chi assiste a parte della scena e conferma di aver visto il direttore tornare indietro. Lo ha visto, gli è andato dietro, lo ha preso lì di fronte alla grotta. Il signore è tornato indietro, tant'è che aveva la bottiglietta di acqua e lui non si era accorto. Baccialli quindi estrae la bottiglietta dell'acqua per ripulire, ma è in questo momento che l'uomo gli dice: ma cosa stai facendo? E dalle parole si passa alle mani. Afferrato per la testa, il direttore viene sbattuto contro il muro con violenza. È lui stesso a raccontarcelo in alcuni messaggi via cellulare. Poteva spaccarmi la testa, dice Baccialli, che però non si sente di aggiungere altro, ancora frastornato. Fatto sta che a soccorrere il direttore è una pattuglia della polizia. Si sono fermati due poliziotti che li hanno un po' separati. Basta, no. Io non ho solo sentito un tonfo, probabilmente ha battuto sul portone. Sono gli stessi poliziotti a portare Baccialli in pronto soccorso, dove gli viene riscontrato un trauma cranico fortunatamente di lieve entità. Sul posto si reca anche il sindaco. Al direttore Baccialli è un augurio di pronta guarigione. Insomma, l'episodio che è avvenuto è spiacevole per le modalità e anche per le motivazioni, insomma, assolutamente banali, quindi un episodio ingiustificato che deve essere, ovviamente adesso deve avere delle conseguenze per l'autore, perché insomma, sono comportamenti che in alcun modo non devono essere giustificati. La violenza deve essere sempre condannata, e quindi insomma spero che ci sia la denuncia e il responsabile si assuma le proprie responsabilità.